La partita si è messa subito sui binari che volevamo, per cui il primo tempo già abbiamo costruito un vantaggio considerevole, per cui poi siamo stati bravi, insomma, a gestirla la partita. E nel secondo tempo ho avuto la possibilità di fare esordire tanti ragazzi under, credo che abbiamo finito la partita con 7-8 under in campo, e quindi è un successo, perché quando riesci a coinvolgere tutti, diciamo, è una cosa molto importante per un gruppo. Sassi è il nostro capitano. L'inizio di stagione è molto promettente per quanto riguarda Sassi, ma devo dire un po' tutti, i ragazzi stanno veramente facendo bene in questo inizio di campionato. Siamo soddisfatti, diciamo che siamo partiti bene, quindi continuiamo a lavorare su questa strada e ci prepariamo per la prossima partita, che sicuramente sarà molto impegnativa. Nel pre-partita comunque c'era insomma, qualche piccolo risentimento, per cui poi finito il primo tempo subito abbiamo pensato bene di toglierlo per evitare complicanze, ma ritengo che non ci sia nulla, leggero affaticamento. Nel caso di Giorgio l'infortunio è un po' più grave, per cui sicuramente almeno un altro mese e mezzo, 2 prima di poterlo rivedere in campo dovrà passare, però il ragazzo è in gamba, molto motivato e sta lavorando veramente tanto per cercare di accorciare questi tempi di recupero, ma al di là del fatto che sia in campo è sempre qua presente col gruppo e ci sta dando una mano anche solo da un punto di vista psicologico. Anni già è del tutto recuperato, per cui già dalla prossima settimana si allenerà in gruppo e quindi anche lui potrà contribuire, insomma, al nostro lavoro, e sono sicuro si renderà utile anche lui. Servirà continuare a fare quello che stiamo facendo, lavorare con grande dedizione durante la settimana. I ragazzi, devo dire che veramente si sta formando un bel gruppo che mi sta seguendo, che lavora tutta la settimana con grande impegno, non lesina assolutamente impegno, e devo dire che questa è la base per poter costruire quello che abbiamo in mente. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi veramente motivato, per cui insomma sono fiducioso e continuiamo su questa strada. Coppa, campionato, diciamo, è chiaro che si va sempre in campo per ottenere il massimo, quindi questo è il nostro obiettivo. Come dico sempre ai ragazzi, dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita deve essere presa come una finale, e devo dire che fino ad oggi i ragazzi stanno seguendo queste indicazioni. Il fatto che la società, nonostante quello che è successo lo scorso anno, mi abbia voluto nuovamente qua, per me è grande motivo di orgoglio, ma allo stesso tempo mi dà una grande responsabilità, per cui da parte mia c'è grande motivazione, c'è grande voglia, e sono contento di vedere che questa voglia che ho io la leggo ogni giorno negli occhi dei ragazzi, per cui sono soddisfatto, e niente, continuiamo a lavorare su questa strada.